Pronti e felici di andare a fare un'escursione sulle Alpi Sarentine. La meta di oggi è arrivare al Monte Villandro. Siamo sopra l'abitato di Villandro, abbiamo parcheggiato la macchina nei pressi del rifugio Gasser e adesso, seguendo il sentiero numero 6, arriviamo alla nostra prima tappa alla malga Mair in Plum. Abbiamo appena superato questa spettacolare malga, Mair in Plum, e adesso continuiamo sul sentiero 6. Stiamo camminando sull'Alpe di Villandro, fra immensi prati e pascoli. L'Alpe di Villandro è il più esteso alpeggio di tutta Europa. Alla mia sinistra potete vedere una stazione della Via Crucis, che poi vi spiegherò in seguito. Siamo arrivati ad una malga molto carina e adesso da qui saliamo ad una cappella. Siamo giunti alla cappella, alla Totenkirk, la chiesetta del morto. Sorge a 2186 metri di quota e si trova su una sella che divide l'Alpe di Villandro dalla Val Sarentino. Questa chiesetta fu costruita nel 1899 e più volte ristrutturata. È ancora oggi meta di pellegrinaggi. I pellegrini durante il cammino pregano e sostano alle stazioni della Via Crucis. Adesso saliamo ancora un pochino. Lasciamo la chiesetta e andiamo al laghetto Tottensee, lago dei morti. Siamo giunti a questo splendido laghetto. Alcuni giovani temerari fanno pure il bagno. E adesso da qui non rimane altro che raggiungere la cima Villandro. (2509). Eccoci arrivati a cima Villandro, una bella cima caratterizzata da una croce enorme, questo bellissimo mappamondo in granito ed un binocolo. Da qui ampia la vista su tutta la Val Sarentino. Dopo aver fatto la penichella e mangiato il nostro panino, lasciamo cima Villandro e andiamo al Monte Forcella Sarentina.
Eccoci al Monte Forcella Sarentina, altra cima molto panoramica sulla Val Sarentina. E adesso, con calma, facciamo rientro al parcheggio. Stiamo scendendo dal Monte Forcella Sarentina per rientrare al parcheggio, chiudendo così il nostro giro d'anello. Non essendoci indicazioni, stiamo seguendo i segni bianchi e rossi segnati sugli omini di pietra e sui sassi. Dovremo incontrare tra poco il segnavia numero 3. Siamo giunti al bivacco della Forcella Sarentina ed eccolo qua il segnavia numero 3. Adesso noi lo seguiremo. Arrivati a questo bivio, ritorniamo al parcheggio seguendo l'indicazione Gasse Route. Tutto automatico! Ritornati al rifugio Gasser e quindi al parcheggio, siamo a chiusura del giro di oggi. Siamo stati contenti di aver visto questo vasto territorio che è appunto l'Alpe di Villandro, con le sue baite e le sue malghe molto carine. Con l'escursione di oggi ne abbiamo visto una buona parte, siamo saliti a 2 cime che ci hanno permesso di avere un'ampia visuale sulla Val Sarentino e sulle Alpi Sarentine. Tutto l'itinerario è stato semplice, si cammina su strade sterrate e sentieri molto comodi, però è stato un po' lungo. Per quanto riguarda il rientro, seguite bene la nostra traccia GPS perché in alcuni punti la segnaletica è carente. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!